Eccolo il modulo che nei prossimi giorni sarà inviato alle segreterie provinciali della Lega per essere poi successivamente distribuito alle sezioni sul territorio. Come spiegato nella delibera del Consiglio direttivo regionale del partito riunitosi lo scorso 16 giugno, il documento servirà a raccogliere le autocandidature alle prossime elezioni regionali d'autunno. Nel modulo, dopo una prima parte da compilare con i propri dati personali, c'è una sezione nella quale va indicata l'iscrizione al partito come militante o sostenitore, la carica è ricoperta e se si è in ordine con i pagamenti. Rispetto alle precedenti elezioni anticipati i tempi della raccolta delle candidature, che solitamente si aprivano un mese e mezzo prima della data delle elezioni, utilizzando l'invio tramite mail. Oggi, invece, il modulo arriva con netto anticipo, quando ancora si discute di terzo mandato, di equilibri interni al centrodestra, senza parlare che è ancora avvolto nel mistero il nome del candidato alla presidenza della regione per la coalizione. Ma come si legge nella delibera, l'intento è quello di avviare per tempo la macchina elettorale con un percorso ordinato e trasparente di selezione delle candidature. Penso che la raccolta delle autocandidature portata avanti dal partito in queste settimane sarà utilissima perché raccoglierà le migliori forze sul territorio e dimostrerà il radicamento della Liga Veneta nei nostri comuni, nelle nostre province e soprattutto dimostrerà anche all'esterno del partito che noi potremo veramente costruire delle liste, più liste di altissimo livello, radicate sul territorio e pronte a qualsiasi scenario per le regionali del 2025.